Fede è profonda come il picchio che vola nel bosco. Cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te. Ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto. Coraggio, noi lottiamo, uniti avanti andiamo, volano valle per vincere. Nome dell'onore, nella gloria e nella sconfitta, il volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita. Siamo con te, volano. Vogliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è.
4 vittorie di fila, 12 punti su 12 disponibili, un ruolino fantastico da parte delle ragazze di Fabio Tisci, un inizio di campionato mai realizzato in Serie B1 dalle nostre ragazze. Ovviamente adesso c'è un autentico testa-coda, prima contro... Allora, stavo facendo l'introduzione, ma mi è arrivato un avviso da parte dello scoutman che non ci sarà il medio, quindi la partita verrà ritardata di qualche minuto. Speriamo non di tanto, perché sulla carta rischiamo la sconfitta a tavolino se non si presenta in tempo il nostro arbitro. Scusate, il nostro medico. Dicevo, 4 vittorie di fila. Adesso c'è un autentico testa-a-coda, prima contro ultima. Una squadra che ha fatto il punteggio totale contro una che non ha fatto nessun punto, quindi è una partita che non si deve assolutamente prendere sotto gamba. Amiche ed amici sportivi, buonasera e benvenuti da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, quinta giornata del campionato di Serie B1 Girone A, che vede a confronto la Rotoblas Volano Volley e il Volley Academy Valtelline Valchiavenna. Allora, siamo come detto in vetta alla classifica contro l'ultima del nostro girone. Ovviamente, come dice il nostro allenatore, ma anche tutte le nostre giocatrici, nessuna partita va presa sotto gamba, sulla carta quella l'avversaria più vicina a noi a quella più distante, quindi ovviamente cerchiamo di stare molto attenti in questa partita. Saluto i miei compagni di viaggio, Andrea Zeni, che è il nostro scoutman, che è quello che ci fornisce il tabellino alla fine di ogni set. Ha appena dato questa informazione. Un saluto anche a Silvia Briani, la nostra regista, e ovviamente Alan Berloffa, che ci fornisce tutta l'attrezzatura per questo match. Allora, io intanto ovviamente stiamo ancora in attesa dell'arrivo del medico. Intanto vi fornisco le partite che si sono già concluse. Capodorso Palau ha vinto al tie break per 3-2 contro la Libellula Banca CRS, quindi la squadra Bra. 25-23 il primo, 25-14 il secondo a favore di Palau. Il terzo e il quarto a favore di Bra per 23-25 e 20-25, mentre il quinto e ultimo è stato senza storia a favore di Palau, 15-8. Gli altri incontri che si sono svolti nel tardo pomeriggio, la seconda metà del pomeriggio, sono Trentino Energia Argentario, che ha perso in casa contro il GSO Villa Cortese per 3-1, 25-23 il primo set, 19-25 il secondo, 17-25 il terzo e 19-25 il quarto set a favore ovviamente di Villa Cortese. L'altro match che si è giocato è stato Club Italia Clerici Auto Caviate, 3-2 a favore di Club Italia, 23-25 il primo, 27-25 il secondo, 25-21 il terzo, 23-25 il quarto, 15-13 il quinto e ultimo set. Una partita equilibratissima che l'ha vista puntarla le ragazze terribili della squadra della federazione. Allora, queste sono le partite che si sono già concluse, mentre intanto c'è una partita che si sta giocando, anche questa anticipata. Santena, MTS Tecnica Santena contro il Sim Immobiliare Novara. Il primo set è concluso 25-23 a favore di Santena. Nel secondo invece sono sul 4-12 a favore di Novara. Intanto, per cercare di guadagnare un po' di tempo sulla diretta, ho cercato di farvi questo riepilogo. Ovviamente c'è questa attesa per l'arrivo del medico, che come voi sapete non si può giocare senza il medico in campo per questioni sanitarie. E allora io direi che al momento non so cos'altro dirvi. Io direi che facciamo un giro di sponsor e torniamo fra poco.
Allora, stavo già cronometrando i 45 minuti perché da regola, per chi non lo sapesse, se dopo 45 minuti dall'ipotetico inizio della partita il medico non si presenta, sarebbe stata una sconfitta a tavolino per la Rotoblast, un 0-3 con triplo 25-0. Però il medico è arrivato, quindi adesso le ragazze ovviamente si continueranno a tenersi un po' riscaldate, poi penso che nel giro di 5, massimo 10 minuti la partita dovrebbe effettivamente iniziare, perché adesso i due arbitri sono andati proprio a fare esatto, non mi veniva il termine riconoscimento, ecco. Adesso il riconoscimento. Allora io direi prendiamo un attimo un'altra pausa sponsor e torniamo tra poco.
Allora riapriamo il microfono, siamo di nuovo microfono aperto qui all'Arena Biancorosso. Dopo tanta attesa e tanta, non so come definire un'altra parola, però diciamo dopo tanta attesa siamo pronti allora per cominciare questa partita. Quindi si giocherà regolarmente. Partiamo solo con 10 minuti di ritardo, facciamo 15 dai, però nel momento inizierà a prepararsi. È una partita da non prendere assolutamente sotto gamba, perché queste ragazze sono ultime, non hanno ancora fatto un punto in classifica e noi diciamo che in questo momento siamo noi che abbiamo tutto da perdere, pensando anche a Villa Cortese che ha vinto 3-1. Ovviamente adesso tanto vi aggiorno sulla partita che si sta giocando. Sant'Ena sta per perdere il secondo set, perché sono 23-16 a favore di Novara. Entrano in campo le squadre, sentiamo lo speaker. Il nostro modo è schiacciare la violenza. Il nostro capitano, Jessica Tevale, consegna al capitano della fondazione Valtellina Mattarella una maglietta pintata. Grazie. E benvenuti all'Arena Biancorossa, da sempre la casa del Volano Volley. Quinta giornata campionato nazionale Serie B1 Giulia. L'incontro odierno tra la Rocco Class, la Volley Academy Valtellina e Valtellina di Sondrio. Arbitrano l'incontro il primo arbitro, signor Matteo Tagliaferro di Vicenza. Secondo arbitro, signora Elisa Guidato di Padova. Tra poco lo stop player. Allora adesso le due squadre fanno il saluto sotto rete dopo tanta attesa. Allora andate a prepararvi voi amici che ci seguite da casa. Un'arena biancorossa un po' più vuota rispetto all'incontro precedente, però può stare, non si può avere sempre il full, poi spostando che adesso sono oggi giochiamo alle 7:30, in realtà per via di questo problemino dell'arbitro siamo arrivati con 3 minuti abbiamo iniziato con 15 minuti di ritardo. Allora attendiamo adesso lo speaker. Academy, Valtellina e Valtellina, in campo con uno, allora, Fantasi. Con numero 2, Sofia Milano. Con numero 7, Giulia Reschini. Con numero 8, Giorgia Imparato. Con numero 9, Margherita Manni. Con numero 22, Elisa Caladan. Numero 16, Maddalena Moresi. Allenatore signor Pino Gnosi, assieme al signor Giornaldo Bertolini. Ed ora si abbassano le luci, sta la costruzione. Numero 9, Lisa Giussova. Numero 11, Giudica
24-25, Augusto Milano. Allora, sempre che le trombe non mi fanno parlare, che già è molto difficile per me. Allora, novità di formazione di Starting Six, che non gioca De Val dall'inizio, ma Ludovica Martinez-Volskis. Per il resto, stesso tipo della Rotoblast. Primo servizio e prepariamoci. De Val scusate, Bortoli alza, poi attacco di Petrocelli in pallonetto. Tentativo di Milani Murata, Romano, Ferrari. C'è il punto di Camilla Ferrari, il primo punto della Rotoblast, 1-0 a favore delle bianconere. Quindi 1-0. Il servizio Giuditta Romano per le biancorose di Fabio Chini. Servizio battuto. Altamanni. Attacco vincente di Aurora Bertasi. 1 pari, Bertasi. Servizio proprio nelle mani della centrale Bertati di Sondrio. Servizio battuto da Bertati, riceve Monaco, alza Bortoli per Jugovac. Secondo punto della Rotoblast. Wow, il punteggio nel corso di questa prima frazione di gioco. Carlotta Petrusiello al servizio delle biancorosse. Battuto, ricevuto tentativo d'attacco durato di Giorgio Imparato. Monster. 3-1 il punteggio, Carli ancora lei al servizio. Battuto a pallonetto, riceve Milani. Attacca Milani in pallonetto, difende Petrustiello, alza Bortoli per Giugo. Vatti in mezzo al muro, ma la palla passa, ma c'è una free ball che riceve Boschi. Martino Boschi e l'altro. 4-1 il punteggio. 4-1. Ancora Petrustiello al servizio. Battuto, andava out ma riceve Resmini. Tentativo di pallonetto di out, niente tocca muro. 4-2. Quindi punto per rotto un break negativo Oli Academy, Valtellina e Valchiamenna. La capitana Margherita Magni ora al servizio. Ludovica Martinez Boschi. 5-2. Allora, pronta Camilla Ferrari al servizio. Al momento in 4 partite Camilla Ferrari è sempre stata la nostra top scorer. Giusto per dare qualche statistica nel corso di queste prime partite di campionato. Martinez Boschi ha messo la palla dall'altra parte e riesce a sfruttare l'attacco. Credo Giorgio Imparato, se ho visto bene. Sofia Milani al servizio. 4-3 adesso il punteggio. Pronta Milani, serve su Monaco. Bortoli, Martinez Voskis. Tentativo sbilenco di difesa di Carli. 4-5, ma ci può stare comunque. 4-5. Sofia Milani al servizio. Battuto, ha ricevuto Ferrari, attacca Martinez Volski, c'è la difesa di Milani ma è troppo lunga e Jugovac non si fa pregare. Riesce la difesa a Moretti, regala praticamente una free ball, un cioccolatino a Jugovac che non si fa pregare. 6-4 il punteggio. 6-4 il punteggio. Ludovica Martinez Volski al servizio, riceve Milani. Manni. Tentativo vincente di Giorgio Imparato. 5-6 quindi il punteggio nel corso di questo primo set. Elisa Galatan il servizio per Sondrio.
Volley Academy, Valtellina e Valchiavenna. Servizio battuto in questo momento. Riceve Linda Djugovac. Bortoli alta, sempre per Djugovac che attacca. C'è la difesa di Manni. Tentativo d'attacco di imparato. Il nastro gli devi un po'. Chiude l'attacco 35 a favore delle biancorosse. Allora vi do già un'informazione intanto che Laura Bortoli va al servizio. Vi ricordo che la prossima giornata saremo in trasferta a Villa Cortese, prima contro seconda, quindi è il big match probabilmente più atteso di questo inizio di girone A al momento. Moreschi alza per Redmini, con la difesa di Djugovac. Ferrari attacca, attacco vincente, 8-5 il punteggio. 8-5 il punteggio a favore di Volano nel corso di questo primo set. Lalla Bortoli ancora lei al servizio. Battuto Bortoli, alza, riceve Milani. Manni alza a pallonetto per Redmini che però non riesce ad attaccare per la difesa di Ferrari. E poi chiude l'attacco 9-5 Rotoblast nel corso di questo primo set. Ancora Lalla al battuta per le biancorosse di Fabio Tisci. Vediamo il servizio che passa in questo momento. Lalla serve su Resmini che va ad attaccare Monaco di... ma non riesce comunque a fare un passaggio preciso per la propria compagna. 6-9. Allora al servizio la numero 8 Giorgia Imparato. 6-9 il punteggio a favore della Rotoblast nel corso di questa prima frazione di gioco. Servizio battuto, ricevuto Monaco. Bortoli alza al centro Romano. Giudica Romano. Quello da fare per Milani che non riesce ad alzarla in difesa come avrebbe voluto. La palla resta nella sua zona e non può arrivare nessuna sua compagna. Linda Djugovac al servizio per le biancorosse. Servizio battuto, buon servizio di Djugovac con Resmini che deve concedere una free ball. Vediamo se la Rotoblast la sfrutta con Ferrari. Non la sfrutta perché la palla è out, non c'è il toccamuro. 7-10. Peccato, era un attacco che si poteva sfruttare, però comunque abbiamo ancora un buon vantaggio tra le nostre mani. Di Resmini che si impegna in rete. 11-7 il punteggio. Giudita Romano al servizio. Servizio battuto, forse out, infatti Moreschi l'ha battesa out e ha fatto bene. 8-11. Aurora Bertati al servizio per la formazione sondriese. Servizio di Resmini che serve su Ferrari. Bortoli, Carli attacca, l'attacco è out, attacco nettamente out. 9-11 scusate il punteggio nel corso di questo primo set. Servizio battuto da Bertati, ricevuto Djugovac, prova ancora Petruzziello, questa volta c'è la difesa di Imparato che però concede una free ball. Servizio di attacco di Ferrari che è vincente di Ferrari. 12-9. Il punteggio. Serve e arriva l'Ace. Ancora Carlotta Petruzziello al servizio. 13-9.
tromba che porta sfortuna questa, direi. La tromba che porta sfortuna. Non so cosa sia successo. 11-13, punto di Giorgio Imparato. Vabbè, ci sta. Come anche a me alcune volte succede di sbagliare una parola, qualcuno ha sbagliato a far partire la tromba. Servizio di Manni che ha ricevuto Ferrari. Prova ad attaccare Ferrari. Lì la palla va a toccare il tetto. Nulla da fare per Margherita Manni, che si è alzata troppo questo attacco forte di Ferrari. La Ferrari ha ricevuto Milani attacca, palla in campo nonostante la deviazione del muro nella metà campo biancorossa. Punto numero punto numero 11 quindi per Sondrio. Riceve serve Milani, scusate, riceve Ferrari. Attacca Djugovac, punto di Linda Djugovac, 15-11. Martinez Volski. Galatan. Tentativo d'attacco di Remini Murata. Time out sponsor. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano, 16-11 il punteggio nel corso del primo set a favore di Volano. Allora, Ludovica, Martinez Volski, ancora lei al servizio. Tutto, Seve Moreschi, Manni alza per Resmini, ha difeso Djugovac, forse un po' lunghetta. La palla si spegne nella metà campo biancorossa. Era già difficilissima per Linda provarla a mettere nella propria metà campo, perché era quasi, non so se l'avete notato dall'inquadratura, ma era praticamente quasi incollata alla torre del primo arbitro, che tra l'altro non vi li ho neanche presentati. Matteo Tagliaferro della sezione di Vicenza, il primo, il secondo è la signora Elisa Vigato di Padova. Riceve Djugovac il servizio, pronta Djugovac ad attaccare, questa volta ha la possibilità di attaccare, fa il punto numero 17 le biancorosse. Dalla Bortoli al servizio. Battuto. Ha ricevuto Milani. Manni. Che rischiata una doppia a Manni. Per favore. 18-12 quindi con l'infrazione di Manni. Tentativo d'attacco di Imparato con la difesa anche del muro. Riesce a respingere la rotta. Poi Carpi chiude l'attacco, 19-12 per le biancorosse. Richiamo verbale del secondo arbitro Ivan Iosi, che chiama il secondo e ultimo time out del primo set. Sponsor.
diretta dall'arena biancorossa di Volano. Punteggio di 19-12 a favore delle biancorosse di Fabio Tisci. Allora, vediamo intanto i parziali negli altri campi. Sant'Ena e Novara sono fermi sul punto pari, quindi il secondo set è stato a favore di Novara, 20-25. Al momento Sant'Ena conduce per 13-11 il terzo set. Questo è il momento del partito, oltre alla nota che stanno disputando il loro incontro. Giuditta Romano, punto della Rotterdam, 20-12. 20-12 per la Rotterdam. Conta ancora Lalla, servizio battuto a baciare il nastro, però ha ricevuto Micani, poi ha provato l'attacco Sondrio ma che non è andato a buon fine, che riesce invece a Linda Djugovac. 21-12. Ancora Lalla, Bortoli al servizio, 21-12. Romano non riesce a difendere l'attacco a muro e Giorgio Imparato si prende il 13° punto. C'è un cambio, doppio cambio anzi per la formazione di Ivan Iosi. Entra e c'è un po' di casino, scusate. Margherita Manni lascia il posto alla numero 14, sì, Mirjana Vukovic, ed è uscita anche Giorgio Imparato e va al servizio la numero 23 Alessia Cerutti. Alessia Cerutti al servizio. Cerutti il servizio, riceve Monaco, Bortoli, zona di Linda Djugova, palla in campo, 22. Linda Djugova al servizio sul 22-13. 2-14. Servizio affidato a Giulia Resmini per Sondrio. Servizio battuto, riceve Monaco. Bortoli alza, zona Romano. Giuditta Romano. 23-14. Va 23-14, servizio battuto da Romano, con l'avvio anche del net da Cerutti. Tentativo d'attacco che è vincente. I Milani, se non ho visto male, 23-15. 15-23. Servizio Bertati. Bortoli alza, zona Ferrari. Il muro è vincente di Vukovic. 16-23. Si accorciano un po' le distanze di Sondrio dalla Aurora Bertazzi al servizio per la formazione di Sondrio. Servizio su Vukovac. Martinez, Volstic. 24-16. 24-16. Tatbol Rotblas. Vukovac chiede la rotazione. Vukovac chiede di, secondo arbitro, chiede di non avvicinarsi all'arbitro segnapunti, ovviamente. Ferrari sta per battere
E brava Djugovac che ha richiesto la rotazione, perché se batteva Ferrari era fallo di rotazione, quindi brava Linda a chiedere questo. Set con Rotoblat, Derby e Petruzziello, riceve Milani, subito Bortoli dall'altra parte, cos'era invasione questa? 25-16, la Rotoblat vince il primo set, ci vediamo al secondo set, torniamo tra poco. Allora chiedo scusa agli sponsor, che avevo annunciato che ci sarebbero stati sponsor, ma quest'oggi, siccome vengono a ballare per noi le ragazze della Testicle Spazio Danza, la parte di intermezzo dei set verrà dedicata a loro, quindi mi scuso con gli sponsor che avevo detto che ci prendevano a pausa, però ma è solo per queste partite che alcune volte, come avete visto dai social, annunciamo. Allora, primo set 25-16 a favore della Rotoblat. Vediamo i punti di squadra: 3 punti Martinez Volsky, 6 Djugovac, 4 Monaco e Romano, scusate, 4 Petruzziello, 1 Bortoli, 5 Ferrari. 23 punti di squadra, solo 2 su errore del Volley Academy. Nella formazione di Ivan Iodi invece 1 punto per Tasi, 2 Milani, 2 Resini, 4 Imparato, 1 Vukovic. 10 punti di squadra, 6 su errore della Rotoblat. Secondo set della Lega Rosa. Linda Djugovac. Sta per cominciare il secondo set nelle mani di Linda Djugovac. Siamo pronti a iniziare. Primo arbitro il signor Tagliaferro di Vicenza Puncia, che ti può cominciare. Djugovac, riceve Moreschi, Manni, Dona Milani, difende la Bortoli, però è ancora una possibilità per Sondro che non riesce a sfruttarla. Carli attacca, difende Manni, ma Moreschi alza per Milani. E il primo punto è di Sofia Milani, 1-0 nel corso di questo secondo set, scusate, primo punto del Volley Academy, 1-0.
servizio. Adesso Sondrio. Servizio battuto. Inizio di Sofia Milani. 2-0. Inizio di Milani. Pronto ancora Milani. Autrice dell'ultimo hit. Servizio battuto. Questa volta il Roma. Primo punto anche per la Rotoplas nel corso di questo secondo set. 1-2 il punteggio. Pronta Giuditta Romano. A pallonetto riceve Moreschi. Manni. Tentativo di Resmini. È vincente la palla in campo. 3-1. Servizio giù, la bomba Manni, alza Galatan. Milani non si fida, concede una free ball. Bortoli, Ferrari 2 volte e alla seconda va benissimo. 2-3. Allora Carlotta Petrucciello. Ora il servizio per le biancorosse di Fabio Ticci. Ona imparato, palla è in campo, palla in campo. Sembrava clamorosamente out, infatti. Sportivamente parlando questa era nettamente out. 3 pari, punteggio. Carlotta, battuto, riceve Resmini. Attacco di Resmini, ma c'è la difesa di Monaco. Entra sulla palla, prova Monaco, ha difeso la 8 imparato, poi chiude l'attacco. Se ho capito, Aurora Bertazzi 4-3, di nuovo vantaggio. Giorgia imparato, il servizio per le bianco fucsia di Ivan Iosi. Tutto out, visto out. 4 pari, quindi Ferrari ricevuto Milani. Manni alza nella zona di imparato, l'attacco passa 5-4. Servizio battuto, riceve Ferrari. Bortoli, Martinez Volsky forse andava out ma ha preferito rigiocarla. Giugovac, difesa Milani. Resmini difende Petrucciello, forse la palla un po' lunga, ma ci arriva Lalla. Bortoli, chiude Giugovac con mani out. Dovica, Martinez Volsky. Non si trova la palla. Primo arbitro era finito sotto la torre del primo arbitro. Ovviamente per le protezioni intorno non si può vedere la palla. Martinez Volsky, servizio battuto. Ace! Quindi ace di Martinez Volsky. Ancora Volsky, questa volta Milani, sfera il tetto. Manni attacca Milani, pallonetto, difende Petrucciello.
Bortoli alza al centro, Ferrari attacca, cambia, Ferrari attacca, non si fa pregare, 7-5, doppio vantaggio Rotoblas adesso, 7-5 il punteggio. Jovica, Martinez, Volski, servizio per punto, riceve Milani, Manni in corsa, si impegna tanto, però Milani concede una free ball che giù nega la gioia del punto e arriva il punto di Sondrio firmato da Sofia Milani. 7-6 il punteggio. Allora il servizio adesso c'è Sondrio, battuto il servizio da Bertati. Ferrari, tentativo di Petruzziello che viene difeso da Imparato, che però concede una free ball forse un po' lunga, Djugovac deve concedere una free ball, Milani passa l'attacco, 7 pari quindi, Sofia Milani. Ancora Bertazzi al servizio, parità all'arena biancorosa nel conto di questa seconda frazione di gioco. Djugovac ha ricevuto il servizio, attacca Romano al centro, Imparato vuole fare un pasticcio in difesa qua, era una palla molto facile questa pallonetto, che è diventata una proiettile per le sue compagne. Serve alla Bortoli. 8-7 il punteggio per le biancorosse di Fabio Tisci. Milani ha ricevuto, Manni alza 9-7. Quindi siamo 9-7. Battuto il servizio a pallonetto su Milani. Manni alza, Milani pronta ad attaccare. Manuela Vincente di Roma. Dalla Bortoli al servizio. 10-7 adesso il punteggio. Le nostre biancorosse sfruttare tutto il campo che hanno a disposizione. Carlo da Petruzziello, niente da fare per Imparato. 11-7. Pronta Bortoli, tra un attimo. Time out che viene chiamato. Sponsor. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano, 17 punteggi nel corso di questo. E la Rotoblas Volano Volley. Carissimi amici, vi informo che la prossima giornata, per chi ti fosse collegato soltanto ora, sarà il big match della sesta tra il GSO Villa Cortese Volley e la Rotoblas Volano Volley. Prima contro seconda, quindi se avete del tempo libero venite a provare a sostenere le nostre biancorosse. E per la cronaca vi informo che oggi la formazione di Villa Cortese ha vinto in trasferta per 3-1 proprio contro l'Atletino Energia Argentario, quindi al momento sono a quota 13 punti, quindi la Rotoblas deve fare che ovviamente non garantiscono la certezza del primo posto anche in caso di sconfitta
con 3 punti contro 0 ovviamente. Però è un big match sicuramente da guardare. Prima però ovviamente c'è questo da queste due squadre. Imparato, difende Bortoli. Linda Jugovac, difeso con l'ausilio del muro Resmini. Attacca Milani col mani out. Bianco fucsia di Ivan Josi. Allora, 11-10 punteggio. Servizio battuto da Margherita Manni. Attacca Jugovac. Fatta l'attacco di Jugovac. 12-10. Linda Jugovac al servizio. Andiamo Jugovac. Moreschi. E poi l'attacco vincente di Giorgio Imparato. 12-11 il punteggio. a 11 quindi il punteggio. Servizio battuto, riceve Monaco. Attacca 12 pari. Proteste timide di Lalla Bortoli, che forse chiamavano un'invasione. Credo dalla gestualità di Lalla indicando una giocatrice. Quindi 12 pari. Ovviamente una quando è clamorosamente netta. Ferrari ha difeso Manni. Imparato. Giorgia ha Imparato, riporta in vantaggio. Ovviamente adesso questo è il momento in cui non bisogna abbassare la guardia e non prenderla sotto gamba. 13-12. Servizio battuto, riceve Monaco. Un buon servizio da parte di Milani. Attacca Petrucciani. Mamma mia che difesa di Moreschi, però concede comunque la free ball. Al centro Jugovac. Jugovac. 13 pari. Quindi Ace. Ace di Giuditta Romano che riporta in vantaggio Volano. Servizio ancora, battuta su Milani. Manni alta, impatto. Non era in campo, 14 pari. Comunque non tante proteste, infatti ho visto un gesto di Gualtieri che faceva le mani alte nel replay, quindi forse era out. Però si può proprio da chiamare lo scandalo. Pallonetto, Camilla Ferrari. 15-14. Nuovo vantaggio del Volano Volley. Ace! Qui 16-14, ace di Carli. Vediamo il servizio di Carli, autrice dell'ultimo poco fa. Battuto. C'è Milani.
Manni alza. Subito Bertasi. Ha una mano solo Djugovac, però Lalla concede la free ball. Manni, ancora Bertasi, questa volta Djugovac se l'alza bene per Bortoli. Ferrari prova. Mani out. 14. Pronta ancora Carli al servizio. Out 15-17. Giorgia ha imparato al servizio per la formazione di Ivan Josi. Vediamo il servizio di Imparato. Battuto. Riceve Ferrari. Bortoli alza. Zona dove non ci sono maglie biancorosse pronte. Carlotta concede. No, in campo. Palla in campo. 16-17. Ancora Imparato al servizio. Ancora Imparato. Battuto. Riceve Djugovac. Bortoli. Ferrari. Camilla Ferrari. Un doppio cambio come nel primo set. Margherita Manni lascia il posto a Mirjana Vukovic e Giorgia Imparato lascia il posto a la Ferrari. Attenzione, alza Cerutti. Tentativo di Vukovic. Ci arriva Djugovac per un pelo. Punto di Vukovic appena entrata in campo. 17-18. Servito battuto da Regnini. Riceve Djugovac. Bortoli attacca. Alta per Petrucchiello, però c'è la difesa proprio di Regnini. Vukovic. Free ball concesso da Petrucchiello. Ancora Vukovic. Murata. Difende Moreschi. Milani. Petrucchiello. Che è stata Djugovac. 18 pari. Esattamente come l'anno scorso, un secondo set più equilibrato degli altri tre. Se spegne il rete. Lega Martino Corsi. Vukovic. Mani out di Vukovic. Parità di nuovo, 19 pari. Aurora Bertasi al servizio. Riceve Ferrari. Vukovic in free ball. Portoli. Dona Djugovac. Linda Djugovac 20-19. Linda Djugovac 20-19. A Bortoli. Battuto. Nani. Troppo lunga Petrucchiello. Carli 21-19.
C'è un altro cambio. Noemi Fatone entra per Sofia Milani. Lala Borta ancora lei al servizio. Pronto servizio di Lalla. Portato, ha pensato la linea, forse qua. Vukovic sicuro. La posizione del primo arbitro è migliore della mia. 20-21. Tutto il servizio di Vukovic in rete. 22-20. Nuovo cambi, esce Vukovic, esce Cerutti. Vukovic e Cerutti lasciano e ha imparato. Time out. Time out per Ivan. Ha richiesto time out. Andiamo con gli sponsor. Di nuovo in diretta da... La domanda di time out di Ivan si è trasformata in una chiamata di time out. 22-20. Conoscendo Iodi non credo che Iodi voleva chiamarlo adesso il time out, se lo conosco bene. Time out e non può più chiamare e non può più fermare il gioco, che forse in questa situazione poteva fare molto comodo. Parata attacco al difeso Monaco. Ancora Ferrari. Moretti ha innescato una bomba di Ferrari. C'è un'altra possibilità d'attacco della Rotoblasco. Pallonetto che ci prova anche imparato, ma viene difeso. Petruziello, Murata, difeso Monaco, morto lì. Djugova. Ilda Djugova, 23-20. 23-20. Vedendo come sta giocando Djugova, lo scheletro di top score a Ferrari, se continua con questo ritmo. Poi dopo la fine del Zini, attenzione Redmini, bomba su Bortoli che è riuscito a disinnescare. Pallonetto Ferrari e c'è invasione contro le ragazze di Vagliosi. Allora c'è il set ball per la Rotova con Linda Djugovas. Servito battuto, riceve Patone ma arriva Leis. 25-20. La Rotova lasciamo alla visione del balletto della Terticor, passo danza.
Abbiamo il microfono all'Arena Biancorossa di Volano. Di 5 a 20 il secondo. Allora, l'epilogo dei punti di squadra. Biancorossa di Fabio Tisci. 5 punti Martinez Voskis, 12 Linda Jugovas, 7 punti Monaco. 42 punti di squadra, 8 su errore di Sondrio. La formazione di Magnosi, Unicetto Valtellina, Volley Academy. 2 punti per Tasi, 9 Milani, 4 Remmini, 8 Imparato, 1 Manni, 4 Vukovic e 1 Galatano. Di Volano Volley. Io oggi, visto che sta per cominciare il terzo set, non so se finiremo alla fine di questo o se si andrà avanti, ovviamente. Per il nostro auguro sarebbe meglio che la Rotoblast vincesse anche questo, che così andrebbe allo scontro prima contro seconda con almeno 2 punti di vantaggio. Ci tengo comunque a dirvi che oggi ho in fisica, quindi se mi sentite parlare un po' di meno, che mi prendo molto respiro, è per questo motivo, e vi chiedo scusa in partenza e vedo per la prossima giornata di tornare al 100% per regalarvi la telecronaca che tutti voi meritate. Spero che comunque anche con un po' chiacchierate magari più tranquillo comunque vi possa comunque piacere, nonostante le mie difficoltà di oggi a livello di salute. Allora, inizia il terzo set, ovviamente la Rotoblast gli manca un set per Volley Academy, invece deve assolutamente vincere per questo set per tenere aperte le sue speranze di tenere aperte ancora per strappare un set o qualche punto alla nostra formazione, che è già sicura di un punto in classifica. Serve su Moreschi, Manni ci arriva, Moreschi concede la free ball, porto lì. Martinez Voskis ha una mano, Moreschi evita guai, tentativo di in campo, 2-0 Rotoblast, sta nettamente dentro. Infatti il presidente del progetto era lì e l'ha detto subito alle ragazze che era dentro. Ancora Giudi al servizio battuto, riceve credo Milani, anche se era difeso da Giuditta. Ferrari murata da Sofia Milani. Ferrari murata da Sofia.
della formazione Valentini che e per Serena. la squadra di Maglioti nel corso di questo terzo set, che può essere decisivo. Allora, intanto provo a vedere come sono messi sugli altri campi. Dovrebbero essere iniziate anche le ultime partite che non si sono giocate. Intanto ve lo dico, ve lo confermo subito. Martinez svolta il muro. Servizio di Petruccello battuto su Moretti che ci arriva. Tentativo. All out, attacco di Resmini, 4-1. Allora intanto vi dico che Santena si è aggiudicato il terzo set per 25-19, sta conducendo per 22-21 il quarto set. Vi ricordo che in caso di vittoria di questo set di Santena si porterebbe a casa i 3 punti. Ugo Vass, buona la difesa di Moretti, pallonetto tentato da Milani ma c'è la difesa da Rotterdam di Rinda giù. Martinez Boschi, Ludovic Martinez Boschi, 5-1. Allora, time out sponsor. In diretta dall'arena biancorossa di Volano, 5-1 il punteggio a favore delle ragazze di Fabio Tisci. Allora volley Parella Torino e GS col volley, quindi Legnago, mentre alle 21 inizierà anche il match tra Savis Volley Academy Torino e la pallavolo Don Coloro. Saranno le uniche 2 partite che probabilmente non avranno un risultato finale quando chiuderemo la diretta. Attacco out di Martinez Boschi, 2-5 il punteggio. Elisa Carta. Pallonetto di Ferrari. Non imparato. Ecco fatto la rete. Agni. A questo punto Rottoblas. Camilla. Camilla Ferrari riceve Moretti. Cosa ha chiamato? La palla toccata. Ace di Camilla Ferrari, ma toccato? Allora, siete 2 Rotterdam. Non l'ho dato. Era per terra. Infatti anche secondo me non aveva toccato per 7-2, quindi punto. Palo di rotazione. E la palla non aveva proprio toccato sportivamente parlando. Bene, Manni. Imparato, mirato da Boschi. Martinez Boschi. Monster, 8-2 quindi ammurato di Martinez Boschi. Servito battuto. E c'è il punto. Palla in campo. 3-8. 3-8 il punteggio. Pronta
Parato. Il servizio. 9-3. Ludovica Martinez Volsky al servizio. Il pallonetto riceve Milani. Manni. Zona di Resmini che sfrutta il muro bianco-rosso per indirizzarla a traiettoria ideale nella metacampo bianco-rossa. 9-4. Servizio di Resmini. 5-9. Ancora accorcia le distanze Sondrio, squadra di Magliosi, e come ho detto non ha altra scelta adesso se di vincerlo questo set, se vuole tenere vive le speranze di riaprire la partita. Si sta provando in tutti i modi, stavolta Resmini, no, Bertati, scusate, Aurora Bertati che firma il settimo punto. Quindi 6-9 il punteggio. Djugovac, Mani. Simone! Allora abbiamo intanto notizia da Santena. La formazione di Cada ha vinto 3-1 il match contro Novara, quindi 3 punti che in classifica peseranno tanto per Santena. Attenzione. Difende in rete. Attacco di Milani. 11-6. Bortoli, servizio battuto, riceve Moretti, tentativo d'attacco di Resmini, ha messo un po' in difficoltà la difesa biancorosa che deve concedere una free ball. Tentativo d'attacco vincente di Giorgia Imparato. 11-8. No, scusate, 11-7. Chiedo scusa veramente, ma sto facendo una fatica. Ora Bertati al servizio battuto, riceve Djugovac, Bortoli, Truziello, era quarta tocco, quarto tocco, 11-8. Accorcia ancora un po' le distanze Sondrio. Servizio battuto da Bertati su Djugovac, Bortoli, zona Djugovac. Prova l'attacco, ma c'è Manni che difende l'attacco. Pallonetto tentato da Milani, difesa pronta di Volano. Attacca Petruzziello. L'odio del muro deve prenderla Sondrio. Non ci arriva Ferrari. Punto vincente di, se ho visto bene, Bertati. Bertasi, out il servizio di Bertasi. 12-9. Prendiamo e portiamo a casa. Errore. Djugovac. Tentativo a un braccio Resmini. Nega la gioia del punto. Djugovac difende l'attacco. Attacca Ferrari. L'odio del muro difeso Resmini. Attacca Milani, Murata. Doppia Milani, ha lasciato il posto alla numero 22 Elisa Galatan.
Vukovac, al momento MVP dell'incontro. Attivo d'attacco di Imparato. Petruzziello, Murata, Monaco, zona Ferrari, Moreschi, che bella difesa. Tentativo d'attacco che è out. 19. Finita servizio, più 5 autografo, Bulanoli. 14 a 9, scusate, non 9. Oggi sono io che sono proprio lento a non accorgermi del cambio quinto. Porto lì. Donna Ferrari, mani out, che non c'è ovviamente. 14 a 10. Margherita Manni, capitana Tondo al servizio, Forster out. Petruzziello, che bomba di Petruzziello, mamma mia che bomba di Petruzziello. Giudica, movimento di Martino Sportiche al centro dell'attacco bianco-rosso. 15 a 10. Pronta Giuditta Romano al servizio. Subito Martinez Volskis, però un'altra possibilità per Volano. Petruzziello che sfrutta, però Carlotta sembra aver ceduto la caviglia, forse. Speriamo di no. Vediamo se si rialza. Bravo per Carlotta Petruzziello. Prova a camminare Carlotta. Chiede il time out Tisci, sponsor. Dall'arena biancorossa di Bolano, 16 a 10 il punteggio a favore delle biancorosse. Carlotta Petruzziello sembra essersi ripresa, ma Tisci ha sfruttato questo time out per farla recuperare. Vediamo se Fabio non vuole rischiarla in vista del super big match che ci sarà tra una settimana a Villa Cortese, che ovviamente noi di Volano Volley Channel trasmetteremo in diretta alle ore 16:30. Attenzione, la partita di ore 16:30, quindi quasi l'orario di quando siamo andati a giocare contro il Club Italia a Milano. E c'è il punto. Non ho capito cosa hanno invasione al palleggiatore, mi ha detto dovrebbe essere 17 a 11 adesso il punteggio, però 16 a 11. Infatti 16 a 12, 17 a 12, scusate. 17. Il punteggio deve essere Scusa. Che punto è, scusa? Scusate, il tabellone davanti a me sta facendo un casino, non riesco più a leggere bene. Dovrebbe essere... Oddio! Mamma mia, Manni, l'ho vista partire con quel ginocchio. E schiatta la... No. Ah, infatti mi sa che Segnapunti sta chiamando il... 17, 11. Dovrebbe essere 17 a 11. No, aspetta l'ora. Allora ha chiamato... Ha alzato i pollici il secondo arbitro per fermare la...
Fabio Tisci chiede conferma allo scoutman del Volley Academy per capire se non c'è un errore degli scoutman. Però credo che abbiano detto entrambi 17-11. Ancora un po' d'attesa, signori. Noi intanto teniamo il 17-11 perché il nostro scoutman dice 17-11. Allora, secondo arbitro ovviamente a colloquio con quello dei segnapunti. Tanta attesa in questo momento. Allora io direi in questo momento iniziato rotazione contro no, ma scusa non sto capendo. Rotazione contro allora, però scusami, dovrebbe sì, però adesso non si sta capendo niente, signori e signori. Allora attenzione. Non so se sta aumentando l'ansia anche da parte vostra sui divani di casa vostra o meno, ma adesso mi sono salito un po' da ansietta. Piena di problemi questa partita. Prima il medico. Allora direi che hanno chiamato secondo arbitro seconda proteste clamorose di non sta capendo niente. Adesso si stanno accendendo. Adesso qua bisogna, ragazzi, per favore, non facciamoci riprendere adesso. Chiamate i due capitani attuali che loro dicono l'arbitro ha dato rotazione contro, ma tu hai detto che però è giusta. Hanno fatto così. Sì, però dopo hanno fischiato rotazione dicendo che sulla K dovrebbe essere loro la rotazione. E invece l'arbitro ha detto che la rotazione è contro, quindi il punto è nostro e non c'è il pollice. Però adesso l'ha cambiata dal pollice, ha detto è rotazione sbagliata loro, quindi è punto nostro. Come se loro avessero giocato con la rotazione. Scusate, io chiedo un giro di sponsor perché qui si sta prolungando troppo.
Allora, richiamo col cartellino Iosi. Apriamo la diretta. Però qua. Adesso io ragazzi veramente, allora io non riesco più a starci dietro ragazzi, veramente. Non sto veramente capendo niente qua ragazzi. Andiamo con gli sponsor. Apriamo il microfono in diretta, ma qui ancora c'è troppa confusione qua, non si sta più capendo niente. Mamma mia ragazzi, tante di quelle proteste da metà campo della squadra di Magnosi che si è preso il richiamo col cartellino giallo. Allora, secondo gli scoutman del progetto Academy, anche quello del nostro Andrea Zeni, è 17-11 il punteggio. C'è ancora il secondo arbitro che... Mamma mia che agonia ragazzi questa partita, veramente. Penso che siamo fermi da credo quasi 10 minuti buoni. Qui non si sta ancora giocando. Ormai le ragazze, stando così ferme, si saranno abbastanza raffreddate. Questa non è una buona cosa. Almeno per me c'è un po' di rilassamento alla voce. Allora, qui ancora si va avanti. Si va ancora avanti qui. Non riescono a trovare la quadra qui, veramente disastro qua. Scusate, andiamo con un altro giro di sponsor, torniamo tra poco meno di 30 secondi. Di raccattare dei palloni per tenersi riscaldate, intanto che il secondo arbitro si mette all'opera per risolvere questo problema del segnapunti al referto. E niente, ci sarà ancora un bel po' da aspettare qui. Andiamo con un altro giro di sponsor e torniamo tra poco.
apriamo la diretta. Allora. Apriamo la diretta. Ancora con questo dubbio di capire se è 17-11 il punteggio come abbiamo sul nostro grafico in alto a destra della vostra diretta, o se ci saranno dei cambi. Scedo anche il primo arbitro adesso a controllare qua la situazione, però siamo arrivati ancora a un punto di svolta. Andiamo a un altro giro di sponsor, di 30 secondi. Ancora sponsor. Nuovamente microfono aperto all'arena biancorossa. Si riesce a trovare una soluzione a questo tabellino. Diamo un altro giro di sponsor. Allora, ancora nulla di fatto qua su questi attacchi e non si sta trovando ancora una soluzione. Siamo fermi da credo un quarto d'ora buono. Diamo un altro giro di sponsor e riapriamo il microfono da 30 secondi. Nuovamente in diretta. È un'attesa infinita su questa partita. Peccato perché tra l'altro la partita è stata anticipata per permettere a Sondrio di tornare a casa prima, ma purtroppo stiamo andando talmente per le lunghe e tra un po' siamo quasi alle 2 ore perché abbiamo iniziato alle 7:40. No, facciamo un'ora e mezza, ma è come se avessimo giocato un quarto d'ora di meno. Diamo ancora un altro giro di sponsor.
Ancora nessuna novità qua. Primo e secondo arbitro sono lì con la refertista elettronica e ancora non c'è dato sapere tra quanto si ricomincerà. Un altro giro di sponsor e torniamo tra poco. Nuovamente in diretta, ancora nessuna soluzione trovata, ancora non ho capito qual è il problema del perché non sono riuscito a risolverlo in tempi abbastanza brevi, non ho ancora capito bene. Facciamo un altro giro di sponsor e poi andiamo con gli sponsor a 3 minuti, perché ormai il giro di sponsor l'abbiamo praticamente finito. Nuovamente in diretta, ancora nessuna novità qui all'Arena Biancorossa. Siamo sul punteggio sempre di teoricamente 17-11, però c'è ancora da capire cosa sia successo. Intanto facciamo un breve check su come sta andando sugli altri campi. 14-10 il primo set a favore del Volley Barella Torino. Poi sul campo del Volley Academy 8-15 il punteggio a favore della pallavolo Don Colleoni. Allora forse vediamo se riesco a trovare una soluzione in tempi brevi. Non si sta capendo niente. Allora forse si ricomincia. Allora ritornano tutti e direi alleluia. Allora vediamo. Allora dobbiamo. Allora adesso vediamo la refertista che punteggio mette, perché allora non sta sul tabellone, sta tenendo il 16-12. Punteggia quello! Non sto capendo niente ancora. Allora un attimo, riscende il primo arbitro e ritornano a guardare il tabellone. Ragazzi, che casino, ragazzi, veramente che casino. Pensavo fosse più rapida e indolore questa partita, ma sto soffrendo come se fosse un big match, veramente. Quindi è questo, si parte da questo. Ci ho capito bene. No, solo per capire. Allora, direi che allora adesso abbiamo aggiornato 16-12. Allora si ricomincia dopo 20 minuti d'attesa, veramente 20 minuti, ragazzi. Ricominciamo. Noemi Fattone, se ho visto bene il servizio. Ferrari. 17-12.
17-12. Servizio di Carlotta. Manni. Lalla ci stava arrivando. Cazzo, c'era arrivata ma non è riuscito ad alzarla bene per Carli. Elisa Galatan. Scusate, Elisa Galatan al servizio. 17-13. Servizio. Baciare la Lette. È arrivato il Giugovac. Camilla! 18-13, Camilla Ferrari fa il servizio. Camilla Ferrari venuto su Resmini, poi ha tentato Bertasi, ma c'è la difesa da Rotobas. Prova Giugovac, palla out. 18-14. Almeno 18-14, giusto? Ok. Scusate, adesso ho fatto un po' fatica anche se c'ho il tabellone davanti a fidarmi. Un po' fatica, scusate. Allora Giorgia ha imparato il numero 8 al servizio. Out. 19-14 Rotoblas. Allora c'è un cambio, è uscita Manni per Doni. Forse era Doni. allora ancora una volta dall'arco. Mamma, ma che agonia, ragazzi, veramente. Oh, sto capendo veramente. Io, ragazzi, ve lo dico. Dopo sta partita voglio andare a casa veramente. Tempo 3 minuti proprio. Tentativo di Resmini. Si prova Vukovic, invece la difesa di Carli. Vukovac. Difeso Cerutti. Resmini. Giulia Resmini. 15-19. Mano. Out. Intanto Camuro. 16-19. Resmini. Servizio con lo zio del net. Romano concede la free ball. Vukovic. Bortoli. Monaco Arsenbagher. Giugovac. Oh! Mamma mia come è andata giù. Patone. Moreschi poi ha concesso una free ball. Al centro Ferrari attacca. Difende proprio Moreschi. Attacca Resmini. Petruziello. Del muro. Della rete, scusate. Subito Romano. Diretta Romano. Alla porta del servizio. Servizio su Moretti. Cerutti. Ma l'attacco Petruziello ha difeso. Vukovac. Difeso Resmini. Cerutti. 20. 17-20.
Aurora Bertasi per Zondo. Bortoli, Ugo Vatter. Linda Giugova. 21-17, Linda Giugova. Servizio, riceve Resmini, Vukovic. E il campo? C'è il tocco? Un cambio, è uscita Vukovic e Cerutti, sono rientrate Manni e Imparato. 21-18. Mamma mia ragazzi, è una agonia. Pronta Manni al servizio. È out, il servizio di Manni. 22-18. Giudita Romano al servizio, 22-18. E allora time out di Ivan Iodi, ormai abbiamo mandato talmente tanti di quei sponto la manetta che adesso al momento ci fermiamo, anche perché ne sarete un po' saturi per i vostri occhi. Partita che sembra giungere alla conclusione della vigilia, però sicuramente tanti di quegli errori qua. Di Romano. Si prova Martinez Boschi. Petruzziello, Murata Petruzziello, 20-23, portare di distanza. Noemi Fatone, serve su Ferrari, porto via, oddio, complicati. Però Baia Resmini regala la palla match alla Rotobla. Servizio battuto, Manni, Resmini, palla in campo, 21-24. Galatan. Battuto il servizio in rete, finisce questa agonia. 5-21. Partita per 3-0. Ci sarà da discutere su questi errori arbitrali e quel referto che hanno tenuto la partita praticamente bloccata per quasi 30 minuti, però ne parleremo in un'altra sede. Chiudiamo qui la nostra diretta, appuntamento a sabato prossimo ore 16:30, Villa Cortese contro la GSO Villa Cortese Milano, il big match. Ci arriviamo da primi in classifica, punteggio pieno, loro con la voglia di passarci e sorpassarci. Grazie a Andrea Del, nostro mago delle statistiche, Alan Berlova, responsabile streaming, la nostra regista Silvia Briani,
Da parte di Lorenzo Minacapelli praticamente distrutto è davvero tutto. Appuntamento sabato prossimo. A tutti voi l'augurio di una serena notte.